e buon Natale, edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, dall'inquietudine per le guerre alle universalità di Venezia nel nome della pace. Gli auguri di buon Natale del patriarca Moraglia con l'intervista raccolta dal nostro Lorenzo Maier. Patriarca Francesco, grazie per essere con noi e buon Natale. Buon Natale a tutti. Allora, che Natale è per lei, per il patriarca? È un Natale semplice, un Natale come tutti gli altri Natali, purtroppo è un Natale che è segnato invece da una realtà drammatica che è quella della guerra, che si fa sempre più invadente, ecco, come linguaggio, come presenza, ecco, nei nostri discorsi, e nello stesso tempo anche dichiarando un po' tutta l'impotenza di chi invece vorrebbe la pace e rimane attonito di fronte a questi momenti in cui sembra che si raggiunga qualcosa e poi si rilancia sempre la partita a favore di un prolungamento della guerra. Cosa possono fare i cristiani per questo, noi cristiani, e cosa può fare anche Venezia come città di pace? Venezia è una città che è piccola ma universale, ecco, questa è la sua caratteristica non solo attuale, non solo di oggi, perché è universalmente conosciuta ed è frequentata da tutto il mondo, ma perché la sua storia dice questa universalità. Ecco. Quindi da Venezia possiamo desiderare la pace, sapendo anche che tutte le volte che Venezia ha vissuto periodi di pace o ha saputo garantire periodi di pace, l'umanità è cresciuta. Ecco, credo che il modello di Venezia possa essere incontro di tante culture, di tante etnie, anche di forme di religiosità differenti, con la presenza di tante comunità religiose, ecco, che hanno trovato in Venezia proprio un loro radicamento, possa essere un modello, possa essere un nuovo paradigma, ecco, insieme anche a quello che Venezia dice a tutto il mondo, che la pace vuol dire anche un riconciliarsi certamente con Dio, con se stessi, con il prossimo, ma anche con la creazione, con la bellezza della natura, col rispetto della natura, e quindi l'equilibrio così tra acqua, terra, sole, luce che è Venezia può e deve diventare anche un rispetto per cui l'uomo scopre dei limiti che non lo limitano ma che lo rendono veramente grande. Ecco, Patriarca, insieme a lei abbiamo vissuto ormai alcuni Natali contraddistinti da varie situazioni anche a Venezia, penso, non so, al post-Acquagrande, al Covid, altri positivi, belli, sempre con speranza. Com'è adesso la città? Come la vede? Come sta vivendo la città? Noi abbiamo la speranza umana che si radica nella speranza cristiana, che però chiede agli uomini di fare tutti i passi che l'umanità che è in loro deve compiere per poter anche chiedere a Dio il dono della pace. Il dono della pace Dio non lo fa mancare se gli uomini fanno la loro parte, ecco, proprio perché gli uomini sono immagine di Dio, gli uomini sono libertà, sono creatività, sono intelligenza, e la pace non è qualcosa che viene dall'alto, ma è qualcosa che viene dall'alto ed è costruita dall'uomo. Ecco, certamente i valori della verità, i valori della giustizia, i valori del bene, che sono dei nomi di Dio, ecco, che entrano poi nelle menti, nelle coscienze, nelle relazioni, nelle leggi, nei modi di trattarsi internazionalmente, parlo degli stati, diventa la pace vissuta come dono di Dio, e quindi
il grande annuncio, il grande augurio che io faccio è quello dell'annuncio degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ecco, la gloria di Dio sulla terra diventa un'umanità pacificata è la gloria che Dio vuole. E mi permetto anche di ricordare un nostro concittadino e soprattutto i suoi genitori in questo momento. Ci sono stati anche tanti gesti pubblici a favore di Alberto Trentini. Vorrei veramente, ecco, che questo Natale possa essere un Natale che segna per lui la possibilità di un ritorno a casa, e faccio i miei auguri a lui, lontano, speriamo per poco tempo ancora, e ai suoi genitori. Ecco, questo è un Natale anche il primo Natale da Papa di Papa Leone. L'abbiamo vista in questi mesi molto a fianco del Santo Padre in diverse occasioni. Come ha trovato il Papa? Ma il Papa è una persona molto cara, e lo dico con rispetto, ecco, nel senso che vive questo ministero che il Signore gli ha dato e che lui non ha fatto nulla per ottenere, con quella semplicità di un'anima religiosa che prima di essere un'anima religiosa è un'anima che riconosce la paternità di Dio anche nei suoi confronti, e si vede, ecco, dal tono, dallo stile, dalla pacatezza e anche dal tratto umano che non è esorbitante, ma che è quello di una persona buona che vuole incontrare gli altri. Grazie per essere stato con noi, buon Natale. Dalla Basilica del Santo gli auguri del Rettore, Padre Antonio Ramina, che invita tutti a godere di una festa che ci riunisce tutti. Santo Natale del 2025. Natale in realtà è un po' tutti i giorni. Che augurio vogliamo condividere con le persone che ci ascoltano? Credo che per scambiarci gli auguri quest'anno possiamo come sempre metterci dinanzi al presepe. Ne stiamo vedendo davvero tanti in questi giorni, belli, tradizionali, moderni. Ecco, lì davanti al presepio possiamo vedere che ci sono davvero tutti, uomini, donne, pastori, magi, bimbi, anziani, come a dire che il Natale è la festa di chi riunisce tutti. Ecco, è davvero il Natale cristiano è cristiano nella misura in cui non esclude nessuno ma raccoglie e accoglie. Il Natale è cristiano nella misura in cui riusciamo a vedere nella bellezza dell'umanità la presenza del Creatore. Ecco, credo che l'augurio più bello sia il solito, però nello stesso tempo sempre nuovo, l'augurio di un Natale che sia di riconciliazione, di accoglienza reciproca e di pace. Un Natale purtroppo che arriva ancora in tempi di guerra, nonostante i tentativi per arrivare alla pace in alcuni paesi come l'Ucraina, come nella striscia di Gaza, ma non solo. Il Papa e non solo il Papa ci raccomandano a non abituarci mai a queste violenze. La guerra deve davvero farci sempre male, anche se magari noi non la sentiamo direttamente sulla nostra pelle, ma l'anelito e la preghiera per la pace non deve mai cessare. In fondo questo è l'annuncio che gli angeli danno sulla grotta di Betlemme: pace agli uomini che Dio ama. Dio ci ama tutti e tutti abbiamo il diritto di essere nella pace, il dovere di pregare per la pace. Ecco, questo è stato l'anno della speranza, una speranza che ci accompagna forse proprio anche in modo più forte, più tangibile, proprio durante il giorno e durante il periodo di Natale. Io amo ripetere che la speranza è quella capacità di vedere la pienezza del frutto a partire da germogli molto piccoli. A Natale vediamo il germoglio più piccolo e significativo che ci possa venire in mente, vale a dire la vita nascente in un bimbo deposto in una mangiatoia, eppure sappiamo che in quel bambino lì è scritta la promessa più grande per tutto il mondo, cioè la promessa di salvezza. Ecco, credo che sia questa la speranza, la capacità di aprire gli occhi su segni piccoli, fragili, ma che ci promettono salvezza, anche a partire dalle nostre relazioni e dal modo con cui ci accogliamo gli uni gli altri.
Ecco, questo sarà un anno molto particolare per la comunità dei frati. Voi siete una comunità francescana, gli 800 anni dalla morte di San Francesco, l'altro legame straordinario, quello che univa Francesco e Sant'Antonio. Certamente Francesco ci educava a vivere il Natale ogni giorno. C'è un suo testo molto efficace che ci invita a meravigliarci, perché così come il Re del Cielo è sceso sulla terra prendendo carne in un bimbo, ogni giorno il Signore viene sulla terra mostrandoci presente e vivo nel pane dell'Eucaristia. Ecco, il Natale è lì dove il Signore nasce nell'Eucaristia, ma nasce anche nelle nostre relazioni, nella misura in cui le sappiamo vivere, andando oltre ciò che ci divide e valorizzando invece ciò che ci unisce in profondità. Presidente del Veneto, da poche settimane arrivano gli auguri di Alberto Stefani. A tutti i veneti i miei più cari auguri di un felice Natale e di un grande anno nuovo. Noi siamo al vostro servizio, come è giusto che l'amministrazione regionale sia. Siamo già al lavoro con la Giunta e con il Consiglio regionale per offrire ai veneti un governo stabile e soprattutto il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono onorato di aver avuto il vostro mandato e soprattutto di poterlo esprimere nel migliore dei modi. Buon Natale e che sia un felice anno nuovo. È un Natale duro per le centinaia di lavoratori vicentini coinvolti nelle crisi aziendali di società storiche, colpite soprattutto il settore manifatturiero a partire dalla Campagnolo. È un Natale triste, ma anche un Natale di lotta, perché noi non ci arrendiamo e quindi faremo tutte le iniziative, percorreremo tutte le strade per provare ad evitare i 120 licenziamenti. Un Natale amaro per molte famiglie vicentine dei lavoratori nelle aziende in crisi come la Campagnolo. Qui, per evitare il licenziamento di 120 lavoratori su 300, l'azienda aveva proposto un contratto di solidarietà al 40% per tutto il 2026. È un Natale duro sicuramente per i dipendenti. È un Natale che però proviamo anche a guardare il lato positivo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche degli incontri anche con l'unità di crisi regionale nella quale l'azienda si è espressa con un piano industriale più dettagliato rispetto a quello che c'era stato presentato nelle settimane precedenti in azienda. Ci sono situazioni di crisi locali nel metalmeccanico, c'è la situazione della Valbruna che è ancora in ballo, stiamo ancora aspettando cosa la politica vuol fare, mettendo in discussione 1800 dipendenti. Confermata la chiusura dello stabilimento di Nanto della Sitland, l'azienda mantiene la disponibilità a garantire la continuità del posto di lavoro a Pordenone per il centinaio di lavoratori della Riviera Berica che resterebbero disoccupati. È difficile spostarsi a 150 km andata e altrettanti al ritorno per andare a lavorare, però diciamo che l'azienda è venuta incontro anche con una rimodulazione dell'orario di lavoro, prendendosi carico anche di una parte dell'orario di viaggio, retribuendolo quindi, e quindi diciamo che tutto sommato c'è stata un'apertura anche su quel fronte lì. Tempi a questo punto? Tempi, abbiamo un prossimo incontro settimana prossima e successivamente un incontro in regione, e in quell'incontro dovremo definire poi i dettagli per arrivare ai primi del 2026 eventualmente ad aprire lo strumento della cassa integrazione straordinaria. Gli auguri dei commercianti vicentini, tra le speranze quella di vedere in centro più negozi di vicinato e che diventi una città sempre più aperta ai turisti. Auguro che sia un anno proficuo per tutti quanti, per la città di Vicenza, per il comune, per l'Italia diciamo in generale, che aumentino i negozi di vicinato, che sono appunto punti di forza per le città e anche per le città e per i paesi, insomma per tutto quanto. E appunto vi auguriamo a tutti quanti una buone festività. Noi auguriamo a tutti i vicentini e anche alla città un buon fine anno, buone feste. È un augurio di felicità e anche economica e prosperosa come sono stati gli ultimi mesi.
Il mio augurio è a tutti i vicentini, anche a tutti i turisti che arriveranno e che stanno arrivando in questo periodo, di trascorrere le festività con i propri cari in modo sereno. L'augurio è quello di valorizzare di più la città e quindi di pubblicizzarla, perché tantissime persone che vengono a scoprirla rimangono esterrefatti delle meraviglie che abbiamo qui in centro storico. Tantissimi auguri a tutti quanti i telespettatori, per me è stato un Natale molto bello dal punto di vista lavorativo e anche di serenità personale. È stato anche un anno un po' difficile, però superato molto bene. Mi auguro per me e per tutti, soprattutto per tutti quelli che ascoltano adesso, un sereno e felice Natale e un bellissimo anno nuovo pieno di tante cose belle, di una Vicenza più serena, di una Vicenza più sicura e di una bellissima Vicenza come è adesso dal punto di vista delle luminarie, dal punto di vista delle manifestazioni, le casette. Ciò che noi vogliamo augurare è che ci sia tanta serenità per tutti i cittadini di Vicenza e un ottimo Natale sereno in famiglia e con gli amici. E speriamo poi che iniziare un bellissimo 2026 con prosperità e vitalità. L'augurio da parte dei commercianti intanto va a tutti i vicentini e ai nostri clienti che li aspettiamo qua in centro storico per scambiarci gli auguri, magari fare anche un brindisi insieme, e poi che torni la pace un po' dappertutto in tutto il mondo, perché abbiamo bisogno di stare tranquilli e goderci questa vita. E adesso diamo spazio ad un messaggio speciale per il Natale. Sono gli auguri che arrivano da Sossano, protagonisti ben 22 gruppi alpini e di protezione civile. Entrano in campo così, sulle note del 33, una suggestiva performance che coinvolge ben 22 gruppi alpini e di protezione civile dell'area berica per lanciare un messaggio di auguri di buon Natale e felice anno nuovo. ...325 alpini si uniscono nel campo sportivo di Sossano. È qui che prende forma una figura. La figura adesso è formata, è un enorme cappello alpino con la penna di 60 metri per 42 e ovviamente non manca il tricolore italiano. E quando cala il sole, dopo il tramonto, ecco che il messaggio di auguri si illumina. Buon Natale a tutti! E poi ci sono gli alpini di Treviso, un anno impegnativo anche per loro, i loro auguri raccolti dal nostro Lucio Zanato. Buon Natale a tutti dagli alpini trevigiani e dell'intera Marca, quindi io penso di poter esprimere anche il pensiero dei colleghi presidenti delle altre sezioni trevigiane per appunto portare i saluti di tutti gli alpini del territorio trevigiano. Sarà un anno il prossimo ricco di impegni associativi, ma anche di memoria, quindi, ma anche di solidarietà. Solidarietà sul fronte che noi preferiamo agire. Proprio per questo motivo sono già in programma tutta una serie di manifestazioni, eventi. In particolare inizieremo subito il 4 di gennaio ad Arcade con Parole attorno al fuoco, la 31esima edizione. Poi ci sposteremo nei gruppi della nostra sezione per festeggiare i 50 anni del gruppo di Zenson di Piave, i 70 anni dei gruppi di Resana, di Selva del Montello e di Breda di Piave,
e avremo poi anche il 90° di San Biagio di Callalta, quindi ma senza poi, anzi ricordando poi gli altri appuntamenti organizzati a livello nazionale come la Dunata a Genova, il raduno del terzo raggruppamento a Gemona, nell'anno il prossimo in cui ricorrono i 50 anni del terremoto del Friuli, quindi un importante appuntamento per noi. E poi nel prosieguo dell'anno ci saranno molti altri impegni, non ultimo quello del Bosco delle Penne Mozze il 30 di agosto, che sarà quella una cerimonia solenne, in quanto sarà presente il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini con il nostro Presidente. E infine concluderemo l'anno, come anche fra pochi giorni, con un momento di ricordo e di commemorazione al Bosco delle Penne Mozze, la vigilia di Natale il 24 di dicembre. Naturalmente tra gli impegni che l'associazione ha e quindi di conseguenza anche le nostre sezioni c'è quello di rapportarsi con i ragazzi, con i giovani, a partire dai campi scuola che verranno organizzati anche il prossimo anno a livello nazionale. Poi i campi scuola invece a livello della nostra sezione per avvicinare i giovani alla problematica della protezione civile, al tema della protezione civile, e poi come sappiamo l'associazione è molto presente anche con le scuole e quindi il costante rapporto con le scuole per illustrare non solo quello che è la nostra storia, ma anche le tematiche, altre tematiche che molto spesso vengono diciamo, trattate solo marginalmente nelle attività scolastiche che noi riteniamo invece importanti, quindi il significato della bandiera italiana piuttosto che la storia delle truppe alpine, piuttosto che il confronto su questioni inerenti alla protezione civile. Tutti aspetti che da anni anche la nostra sezione opera, si dà da fare in questo senso, nella speranza che poi questi giovani possano almeno in parte poter usufruire di quelle che sono le indicazioni che noi cerchiamo di proporre. Non vogliamo imporre nulla, ma dare comunque degli esempi. L'esempio nella vita di ciascuno di noi è fondamentale e per questo l'impegno che noi proponiamo è molto ambito, forte e deciso. Altro aspetto che sicuramente ci vedrà nei prossimi mesi protagonisti è quello del contributo per l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Tra i mesi di febbraio e marzo ci saranno le Olimpiadi e le Paraolimpiadi dove chi sta organizzando ha chiesto anche il contributo della nostra associazione. Stiamo raccogliendo proprio in questi giorni le adesioni, le candidature di persone alpini e non alpini ma iscritte all'ANA che possono in funzione delle loro specificità e disponibilità appunto dare un contributo. Tanti sono gli aspetti dove sarà necessario essere presenti, dall'accoglienza alla logistica, alla presenza sulle piste e per questo chi si candida e verrà accolto sarà sottoposto poi anche a un percorso di formazione propedeutico poi alla presenza in questa grande occasione. C'è da ricordare che già da lunedì 26 gennaio a portare la fiaccola olimpica nella direzione di Cortina ci saranno anche gli alpini. Gli alpini delle sezioni trevigiane, quelle del Cadore, Feltre, Belluno, che si alterneranno lungo il percorso previsto appunto come tedofori e questa è una grandissima soddisfazione anche per la nostra sezione che vedrà 25 componenti presenti rispetto a un totale di alpini di circa 300 persone che quel giorno si muoveranno verso Cortina. Tanti sono gli impegni che ci vedranno coinvolti il prossimo anno, però questi sono giorni in cui bisogna vivere con serenità, pace nel cuore, pertanto tutti gli alpini della Marca Trevigiana vi augurano un felice Natale. E adesso ascoltiamo i consigli dei Vigili del Fuoco per alberi di Natale sicuri.
Luci calde, luci fredde, colorate, rosse o blu, la magia dell'albero di Natale in questi giorni di festa illumina le case di tutti. Ci sono però delle accortezze da seguire per evitare situazioni pericolose, buone pratiche per un Natale sicuro e in sicurezza, come spiegano i Vigili del Fuoco del Veneto. Avere degli alberi di Natale che siano anch'essi marcati CE e che siano quindi adeguati appunto alle normative vigenti, ma soprattutto per gli alberi bisogna evitare di metterli vicino a fonti di calore. Può essere il camino, ma può essere anche più banalmente un impianto di riscaldamento, o anche, visto che insomma stiamo prendendo anche molto delle tradizioni del nord Europa, vicino a candele accese. Gli alberi vanno tenuti sempre lontano da fonti di calore e candele per evitare incendi importanti, poi controllare il buon funzionamento dei fili di lucette luminose. Le luci devono essere sicuramente anch'esse, ripeto, marcate CE, quindi delle luci diciamo realizzate a norma secondo le normative vigenti, ma poi anche più banalmente, se si conservano, come giustamente accade, quelle degli anni precedenti, è bene verificare che non siano rovinate, che le prese siano ancora adeguatamente disponibili, quindi non siano rovinate anch'esse, e possano quindi garantire un flusso di corrente corretto e adeguato. Un consiglio fondamentale è poi quello di staccare le prese quando si esce per pranzi, cene o visite in famiglia. Un consiglio fondamentale è quello di spegnere l'albero ogni volta che le luci dell'albero, ogni volta che non si è presenti in casa, perché questo potrebbe generare la mancanza di presenza nell'abitazione, potrebbe far sì che un principio di incendio che può esserci non sia poi appunto immediatamente estinto. Sulle tavole di questo Natale una ricetta che unisce tradizione regionale ad un prodotto tipico del bassanese. Pranzo di Natale, quest'anno sulle nostre tavole arriverà un piatto che va ad unire la tradizione veneta al prodotto tipico del nostro territorio, il broccolo. Certo, il broccolo rigorosamente di Bassano. Oggi lo faremo in un modo particolare, quindi legato comunque alla tradizione veneta, che è il famoso saor. Quindi il broccolo di Bassano in saor. Il nostro chef Alex adesso comincia la lavorazione e comincia ad affettare una cipolla bianca. Poi in un pentolino mette dell'olio rigorosamente di Pove per questa ricetta. Ecco, lo fa scaldare un po', poi abbassa subito la fiamma. Mettiamo la cipolla. La cipolla deve stufare, non deve friggere, non deve caramellizzare. Cominciamo dai pinoli, sempre a fuoco lento. Poi ci mettiamo dentro, ovviamente un po' di sale, va condito con un po' di sale e un po' di pepe e lo lasciamo andare ancora qualche minuto. E poi ci mettiamo l'uvetta che è stata precedentemente ammollata in un vino bianco secco per qualche ora. Adesso è ora del vino bianco, sempre secco, noi prediligiamo quello secco. E poi dell'aceto di mele, che è poi quello che darà questo gusto leggermente aromatico. Ecco, dopo 15 minuti di cottura è semplicemente lessato, tiriamo fuori il broccolo, lo adagiamo ovviamente in una carta e adesso comincia la lavorazione vera e propria. Allora cominciamo dalle foglie, Alex le taglierà e le metterà poi nel saor, anche queste, e poi mentre il broccolo verrà tagliato a spicchi. Sono passati 15 minuti e appunto buttiamo le foglie del broccolo nel saor. Adesso Alex infarinerà i broccoli, li lasciamo friggere anche questi per qualche minuto. Cominciamo a comporre il saor, quindi un po' di fondo che abbiamo preparato prima, poi ci mettiamo i broccoli
fritti. Ecco, e completiamo poi con altro saor. Ecco, il piatto è pronto, possiamo conservarli adesso in frigo per un giorno. Il broccolo in saore è pronto e come può essere servito? Ma può essere servito come si vuole, ad esempio da accompagnamento a un secondo piatto che sia di carne, di pesce, un bel arrosto, insomma quello che volete. Noi nel nostro caso lo prepareremo con del baccalà mantecato, quindi come antipasto. Allora, baccalà mantecato che potete fare o comunque anche comprare, e eccolo qua. Ci mettiamo poi vicino il broccolo di Bassano in saor e noi lo completiamo con una chips di riso venere, però può essere usato anche così. Questa è una ricetta che facciamo già da tempo e abbiamo visto che ha un successo importante perché leghiamo la tradizione veneta a quella bassanese. Ecco, il piatto è pronto, quindi buon appetito, ma soprattutto buone feste e buon Natale. E allora con questo piatto vi auguriamo anche noi di nuovo buon Natale. Siamo in chiusura di Telegiornale Regionale. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento e ancora auguri.